è stato usato come materiale di riciclo per armare il muro e quindi creare un cemento armato. In verità non si erano accorti che era un tubo esplosivo e carico per di più. È stato un tubo esplosivo ad uccidere il trentenne Riccardo Baù, un ordigno carico nascosto tra le mura della sua abitazione a Stoccareddo, una vera e propria arma bellica, una torpedine bettica, un tubo sottile contenente un'alta quantità di esplosivo utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale per rompere i reticolati nemici. Ed era un ordigno che veniva lanciato tramite una specie di mortaio e veniva lanciato sotto i reticolati nemici per riuscire a fare un varco tra i reticolati. Era un tubo con una miccia, aveva due cariche, posteriormente una carica di polvere nera che creava lo slancio e davanti aveva una carica di esplosivo eco, che è un derivato della polvere nera, che creava l'esplosione vera e propria. Un ordigno dormiente ormai da più di 100 anni, una disattenzione fatale che riapre ancora una volta un capitolo delicato in tutto il territorio dell'altopiano. Pericolose bombe confuse per semplici tubazioni che nel tempo sarebbero state utilizzate per armare i muri delle abitazioni. Lo scopo della nostra associazione è proprio di mettere in guardia le persone dagli ordigni che purtroppo ancora oggi si trovano dove è passato il conflitto, e mettere in guardia anche da quegli ordigni che sembrano dei tubi, quindi dei semplici oggetti che in verità sono molto insidiosi. Quindi in caso di dubbio mai prendere le cose con leggerezza, bensì rivolgersi alle autorità competenti.